Droga e soldi potrebbe essere questo il movente che ha scatenato il brutale omicidio di Anica Panfile, la trentenne trovata morta lo scorso 21 maggio in un'ansa del Piave Aspresiano. Un delitto di impeto secondo l'accusa, un omicidio che si sarebbe consumato all'interno dell'abitazione ad Arcade di Franco Battagia, il 76enne titolare della pescheria El Tiburon. Prima la donna è stata colpita alla testa, probabilmente a mani nude, e poi con la stessa violenza soffocata comprimendole le vie respiratorie. Ma l'esame autoptico ha anche rivelato che Anica, assuntrice abituale di cocaina, aveva consumato quel giorno un quantitativo importante di stupefacente. Battaglia, arrestato per omicidio volontario e tentata soppressione di cadavere aggravata, portato in caserma dei carabinieri in via Cornarotta a Treviso, non ha detto nulla. Ha scelto, consigliato dalle sue legali, il silenzio. Si è dimostrato sorpreso dell'arresto da parte dei militari dell'Arma che hanno proceduto con un provvedimento urgente. Ha acclarato infatti il pericolo di fuga del 76enne che in passato aveva vissuto diversi anni in latitanza. Nelle mani degli investigatori elementi che portavano a reputare imminente un allontanamento dalla Marca trevigiana. Battaglia si trova ora rinchiuso nel carcere di Santa Bona. Nelle prossime ore ci sarà la richiesta per la convalida del fermo e forse già nella mattinata di venerdì l'interrogatorio di garanzia. Soddisfatto il legale del compagno di Anica che per tutti questi mesi non si è mai dato pace. Una bella giornata di giustizia, dice Luigino, sentito dal suo avvocato. Io ho sentito Luigino, il quale era felice che ci fosse stata questa evoluzione e sinceramente devo dirvi la verità, sono anch'io felice che si sia mosso il tutto. Questa mattina ho incrociato il PM e le ho riportato anche i ringraziamenti di Luigino. Poi aggiunge: Vedremo poi come andrà avanti il tutto, ma sicuramente dopo tutti questi mesi è stato un qualcosa quasi di liberatorio per Luigino, sul consumo abituale di droga Luigino rimane scettico. perché quando parliamo di abuso di droghe parliamo di una persona che poi in famiglia dovrebbe creare qualche problema. Mentre con Luigino e con i figli non c'erano mai problemi. Annica, per quanto ne sappiamo noi, era una madre perfetta Un omicidio che potrebbe aver avuto anche dei complici. per come dovrebbero essersi svolte le cose. Potrebbe anche essere plausibile la presenza di qualcun altro, non dico al momento del fatto, ma magari a supporto successivamente.